Treviso-Pesaro, con un'intenzione chiara di dover imboccare una direzione giusta dopo un vicolo cieco ormai fattosi troppo lungo. Kame che insegue una continuità che potrebbe fare da valuta per l'accesso a quelli che saranno i futuri playoff scudetto. 10 punti di distanza l'una dall'altra, Italservice al quartultimo posto con 16, Kame al nono con 26, obiettivo in comune quest'oggi, 3 punti a fine giornata. Italservice quest'oggi consapevole di doverci andare in campo da qui in poi, anche per chi dopo una vita a fianco dei rossiniani è salito in cielo per far luce sì da più lontano, ma con la stessa intensità di sempre. Il giorno del saluto commosso al compianto vicepresidente Giovanni Baldelli. Dunque l'Italservice ha un motivo in più per guardare verso l'alto, uno per cercare di sfuggire dai bassi fondi della classifica e l'altro per fare anche dell'aldilà un posto da cui esultare. Adesso al centro del campo, maglietta celebrativa, abbiamo visto indosso ai giocatori per il saluto commovente di tutto il Pala Megabox a quella che è stata un'autentica colonna della società biancorossa. Il vicepresidente, ricordiamo, abbiamo detto, Giovanni Baldelli, scomparso lo scorso 2 marzo. E Atomic ha un pensiero da portare lì dove il nostro Giovanni adesso metaforicamente mascotte dell'Italservice che lascerà il ricordo alla sinistra della tribuna rispetto principale, quindi lì dove ci sono gli striscioni di incitamento ai al ragazzi, vicepresidente pesarese portato direttamente dalla mascotte, dalla che nostra Atomic. sarà poggiato proprio dove era solito assistere alle gesta clamorose del suo Pesaro. Adesso minuto di raccoglimento. Minuto di silenzio rispettato con solennità da tutto il Pala Megabox. Adesso si può partire. Mister Rocha che con la sua Kame Treviso arriva qui alla Pala Megabox forte della vittoria contro il Benevento. Italservice, che l'abbiamo detto, nelle ultime 5 ha trovato non pochi problemi nel proprio cammino, avendo incontrato sì le schiacciasassi di questa Serie A, che adesso ha bisogno di intravedere di nuovo i 3 punti che mancano da troppo tempo, perché era il 7 di febbraio l'ultima volta in cui i rossignani, proprio qui tra le mura amiche, raccolsero la massima posta in palio in un match giocato in maniera molto importante contro Roma. Si parte, Saponara gira il primo pallone della 22esima giornata. È cominciata Italservice, Kame Treviso subito con Saponara che sterza e calcia con il sinistro. Gastaldo si accontenta del calcio d'angolo che spedisce verso Saponara. Controllo orientato sinistro di Saponara che schiocca subito con tutta l'esplosività del suo mancino. Il primo tiro verso la porta. C'è stata deviazione secondo la direzione arbitrale. Pallone all'indietro verso Gastaldo. Va a sbattere contro Japa Vieira. Allora rimessa in favore dell'Italservice. Gastaldo viene incontro Saponara che prova a uscire dai blocchi.
C'è Walex, mette ordine per Kame. Sutton. Sakon di ritorno verso Walex, chiusura di Saponara con generosità, il numero 65. Sbarra la strada al tentativo di verticalizzazione, pallone che intanto viene già battuto, arriva Sakon. Che però guadagna corner. Pallone all'indietro verso Giappa Vieira. Che va a sbattere contro Barrichello. Rimessa analoga, pallone dall'altro lato da Walex. C'è Barrichello che cerca Tony Dandel per mettere ordine. Gastaldo non può raggiungere. Allora rimessa dal fondo con Fior che attende Sakon per l'uscita da pressing. Già Paviera incontro Walex di prima intenzione verso Sakon che mette giù e arriva Sutton a freddo. 1-0 della Kame Treviso, ha segnato Josip Sutton. Pallone telecomandato di Walex per Sakon che mette giù, attende l'arrivo del compagno e poi il pallone perfetto per l'inserimento di Sutton. 0-1 Kame Treviso. Doccia fredda istantanea per Rital Service e adesso cerca di rimbracciare le armi con Barrichello. Ma giù non c'è nulla secondo il direttore di gara, allora può ripartire forte Treviso. Walex dall'altro lato verso Sakon, uscita di Manservigi. Saponara che risale il campo al contrario. Già Paviera gli dice di no. Tentativo di 1 contro 1. Intanto qui rivediamo la parata di Manservigi su Sakon che aveva addomesticato prima di cercare di aprire il destro. Puntuale Manservigi, rimessa per la Kame Treviso con Walex che appoggia su Giappa Vieira. Pallone di ritorno verso il numero 7. Manservigi gode del controllo difettoso e Rital Service che prova a ripartire. Tony Dandel verso il centro e poi supporto più vicino che è Matteo Barrichello. Gastaldo fronteggiato da Sutton, si passa per Barrichello che trova Tony Dandel. Saponara di ritorno sulla banda di sinistra dove c'è Barrichello che cerca il corridoio centrale, poi troppo irruento nel tentativo di ristrappare questo pallone. Ancora molto attento Walex in questa situazione, temporeggiare sul numero 24. Primo fallo commesso dall'Ital Service. Che l'abbiamo detto, subito lo svantaggio in maniera precocissima. Adesso insegue la Kame. Riuscita di Sutton che però non trova continuità. E allora Rital Service che ha già battuto la rimessa. Saponara verso Barrichello con un po' di spazio per isolarsi. Barrichello sinistro, pallone deviato, riparte già Pavieira che poi preferisce tornare all'indietro. Walex con Sakon che rischia tantissimo. Barrichello non perdona. Mateusz Barrichello alza la pressione e rimette tutto in parità al Palamega Box. Piattone destro, non basta l'uscita di Fior. Trova il pareggio Rital Service Pesaro con il suo gioiello. 1-1, 2:35. Subito pareggio importantissimo dell'Ital Service di caparbietà con Mateusz Barrichello che mixa al break anche la raffinatezza tecnica sotto porta. Adesso riparte subito con Walex che colpisce il palo
e può ripartire Pesaro. Attenzione a Tony Dandel, c'è Castaldo sul secondo, Tony Dandel sul fondo senza deviazione perché Fior non ha toccato, ma ripercorriamo qui ripartenza fulminea del Pesaro dopo il palo di Walex, e partita che è già incendiaria al Pala Megabox. Possesso Kame, Walex, Sutton trova Japa Vieira che cerca il destro al volo. Ancora una volta verticalizzazione con un lancio lungo pericolosissimo della Kame. Gagliani, pardon, torna da Tony Dandel e poi lo riserve 1 contro 1 che non va per il numero 7. Qui inquadrato Silvio Rocia, tecnico della Kame Treviso, in panchina trevigiana dal 2015-2016, anno in cui conquistò la promozione in Serie A proprio con i Veneti. Sutton riceve da Sakon che poi cerca di prima una verticalizzazione centrale piuttosto difficile. Taurisano che poi guadagna rimessa laterale affidata a Gagliani. Barichello sterza sul destro, Barichello, poi deviazione Japa Vieira che gli resta incollato, rimessa già battuta verso Gagliani. Tony Dandel, Barichello, Gagliani al centro per Taurisano, ancora Gagliani, Tony Dandel si allarga Gagliani che adesso può cercare l'uno contro uno, allunga troppo il pallone, ancora una volta fastidioso Japa Vieira, tanto quanto basta per spingere all'errore l'avversario. Il Kame che riparte con Sutton, Walex, Japa Vieira che incolla il pallone e poi Manservigi se lo ritrova dopo la chiusura di Ramon. Gagliani, Barichello attende movimenti da Ramon, poi serve Gagliani, cerca di saltare Sutton. Adesso esce capitano Japa Vieira dopo 4 minuti e 20 secondi davvero ad alta intensità. Entra Musumeci. Gagliani torna da Ramon, rientra oggi dalla squalifica il numero 84. Intanto attenzione perché qui ruba il pallone Sakon, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Allora Taurisano che punta, Taurisano da Barichello, Barichello con tocco sotto, Barichello tocco sotto da 10 in pagella e 20 in campionato per il 2-1 dell'Ital Service Pesaro in una frazione di secondo. Trafigge Fior ed è tutto ribaltato al Pala Megabox. Matteus Barichello semplicemente giganteggiante lavoro di Taurisano e Barichello che completa l'opera davvero con finezza da galleria d'arte. Musumeci, adesso Gagliani che gli strappa il pallone, può ripartire Pesaro. Sutton che sterza e poi va da Walex. Occhio al numero 7 che gode di fiammate non indistinte. Qui intanto Sakon non riesce ad agganciare ma guadagna comunque rimessa la Kame. 22esima giornata che è iniziata davvero su giri mirabolanti qui al Pala Megabox. Adesso un po' di confusione rispetto a questa scelta perché l'Ital Service probabilmente recriminava per la rimessa a favore. Invece corner per la Kame Treviso. Sakon, Walex contro Ramon, anticipo secco su Musumeci di Barichello che dà via all'1 contro 1 contro Sakon, sinistro di Barichello, Fior esternamente alla rete.
sterza avvisaglia di Barrichello a Fior, questa volta riesce a sventare il numero 13. Allora corner per l'Ital Service. Pallone verso Taurisano che si coordina. Aveva ricevuto un gran pallone da Ramon. Qui il numero 19, esterno collo che però finisce sul fondo. E allora Fior. Walex va da Sutton. Musumeci. Sutton. Azzoni. Passa per vie centrali dove c'è Musumeci. Poi Walex, palla intelligente verso Azzoni che ritorna da Musumeci. Corridoio che non si trasforma in nulla di pericoloso. Makame che aveva girato molto bene in questa situazione. Adesso riparte l'Ital Service con Manservigi. E allora Ramon verso Gagliani, verticalizzazione per Saponara che poi vince il contrasto. Saponara col sinistro, fuori di un soffio il bolide di Saponara che porta verso il centro, alza lo sguardo e poi botta potentissima. Anche qui Fior che probabilmente avrebbe potuto poco. Fiammata di Saponara. Adesso siamo già nella metà campo difesa dell'Ital Service. Attenzione alla giocata di Guida. Saponara che strappa questo pallone, poi sterza. Saponara! Sotto il 7 di ritorno dalla nazionale. Fa un gol straordinario per il 3-1 Pesaro. Con veemenza la formazione di Barniesi torna in avanti di 2, passa in avanti di 2 e questo è davvero gol strepitoso di Alessio Saponara che dunque festeggia al meglio il ritorno al Palamegabox dopo l'esperienza gratificantissima con la nazionale di coach Samperi, regalando al Palamegabox il 3-1. E 17 sul cronometro, 3-1 per l'Ital Service che ha rimontato alla stragrande lo svantaggio iniziale e adesso partita cambiata sostanzialmente rispetto a come aveva dato parvenza di poter proseguire. Azzoni va da Musumeci e poi Donin che sterza. Donin contro Tony Dandel e poi reagisce con il numero 22 a terra. Tony Dandel che aveva commesso ovviamente calcio di punizione. Adesso richiamo da parte del direttore di gara ai due, Donin e Tony Dandel, perché qui abbiamo visto il capitano commettere fallo e poi accennare ad un gesto poco corretto.
Proteste veementi da parte della panchina trevigiana. Foga agonistica di Tony Dandel. Si riparte da semplice calcio di punizione. Primi sprazzi di Donin, che ha fatto il primo ingresso nella sua partita, passando dalla porta principale. Intanto qui Sacon contro Saponara. E poi Fior, Azzoni verticalizza verso Japa Vieira. E poi Ramon. Mettere ordine. Poi va giù, calcio di punizione. Primo fallo commesso da Capitan Japa Vieira. Dopo la conduzione di Ramon, che aveva ben orientato con la suola questo tentativo di mantenere il possesso. Qui Saponara, che poi va in porta con il sinistro. Ancora una volta eccellente nel girarsi, regge l'urto, poi calcia verso la porta di Fior, perché con quel sinistro lì non si sa mai. Adesso Saponara. Questo ha già trovato il 12° gol in campionato. Tanto Donin, che prova da posizione molto distante, rimessa dal fondo per Pesaro. Rocia che ha mandato in campo un altro dei nazionali in campo quest'oggi, un altro dei nazionali provenienti dal doppio confronto con Malta a cavallo tra il 6 e l'11 di marzo, che appunto è Enrico Donin. Abbiamo già citato antecedentemente proprio Alessio Saponara, che adesso qui controlla il pallone e torna all'indietro da Barichello. Saponara cerca Tony Dandel, che poi rimonta con il corpo, rimpallo che favorisce Gagliani. Pallone di ritorno verso Tony Dandel e Donin. Poi break da parte di Gagliani, di Gastaldo, pardon, e calcio di punizione per la Kame, con qualche perplessità. Il numero 6 accoglie la decisione dell'arbitro. Terzo fallo in sfavore all'Ital Service e possesso Kame di guida verso Japa Vieira, che si gira e calcia. Manservigi dice di no al movimento di Japa Vieira, che adesso va a ricevere al centro dell'area. Poi Barichello spezza il tentativo di corner e guadagna rimessa laterale per il Ital Service. Taurisano cercato da Barichello, uscita di Fior, ultimo a toccare il numero 17 dei 19 dei rossiniani. Allora rimessa dal fondo con Fior, che gioca con Azzoni. Adesso Donin, Sutton, appoggio su Donin. Azzoni in verticale dal numero 22, e poi serve Japa Vieira verso Azzoni. Barichello, senza saperne leggere né scrivere, preferisce la rimessa. Adesso Gagliani lascia proprio il numero 24, pallone verso Taurisano, cerca l'aggancio. Di difficile riuscita. E allora possesso che torna nelle grinfie della Kame. Sutton. Tony Dandel, cercato Japa Vieira direttamente da Azzoni, perché Kame mantiene il possesso. Occhio a Japa Vieira che serve Donin. Non c'era il pallone di ritorno perché Japa non aveva continuato il movimento. Adesso pressione altissima da parte del numero 12 su Barichello. Troppo veemente. E allora fallo secondo la coppia arbitrale quest'oggi, lo ricordiamo, composta da Andrea Colombo e Davide Plutino. Secondo fallo
commesso da parte della formazione veneta. 10:57 da giocare. 3-1 al pala Megabox con l'Ital Service che ha acchiappato e poi rimontato in 3 minuti nemmeno una Kame che sarà portata in vantaggio con il graffio di Sutton. Azzoni appoggia da Sutton che trova direttamente Japaviera, attende collegamenti e arriva Walex allora a creare una corsia. 1 contro 1 di Walex. Tony Dandel lo accompagna fino al fondo, poi con il destro non riesce a trovare la porta Walex. Non c'è stata deviazione. Allora Gagliani serve Tony Dandel, Taurisano pulisce attentamente il pallone da lato di Gagliani. Barichello cerca il pallone verso Ramon. Walex accompagna questa iniziativa difficile di Barichello. Ancora Walex. In surplus contro Ramon. Taurisano si occupa di Sacon, poi sposta e calcia Walex. Ha un soffio dall'angolino del 3-2. Sposta verso il centro, calcia molto bene ancora una volta il numero 7 che questa volta però trova meno fortuna. Time out chiamato dalla panchina biancorossa. Si riparte 10-10. Abbiamo ripercorso il nastro relativo ai primi 6 minuti folli fondamentalmente, da cui è fisso il risultato di 3-1. Adesso Kame che occupa la metà campo dell'Ital Service. Sacon, appoggio su Japaviera e poi Sutton. Walex. Japaviera cerca il corridoio centrale per Walex che poi si districa nel tentativo di mantenere questo pallone. Barichello ancora una volta senza troppe mezze misure. Rimessa per la formazione di Rocha. Japaviera, pallone che è uscito, accompagnato bene da Ramon. Japaviera. Rimessa con i piedi affidata a Gagliani. Saponara prende il metro su Sacon e poi pulisce questo pallone verso Barichello che ha già trovato Gagliani. Ramon. Barichello raddoppiato da Walex. Japaviera, pallone verso Ramon
Il destro di Ramon sul secondo palo alla ricerca di Gagliani. Non tocca il set dell'Ital Service, ma devia quello della Kame. Allora corner per i rossignani. Barrichello che apre molto bene cambiando gioco. E Ramon che aveva fatto tutto benissimo. Intanto puntata di Barrichello. Ramon con il secondo tentativo sulla ribattuta corta. Fa 4-1 per l'Ital Service. Torna dalla squalifica e aggiunge un'altra distanza tra Pesaro e Treviso. Gol importantissimo con 8:49 ancora da giocare, perché aumenta la linea di demarcazione tra l'Ital Service e la Kame Treviso. 4-1, Forza Pesaro. Terzo gol in campionato per Ramon. Intanto Sutton, Japaviera che va da Sacon. Arriva Walex, controlla e calcia. Barrichello, Famuro, prosegue l'azione dei veneti. Ancora Barrichello, che poi se ne va. Barrichello prova l'ennesima giocata, poi chiusura e Pesaro che riparte da Manservigi. Saponara va a sbattere praticamente contro Sacon e poi va a guadagnarsi un fallo davvero strappa applausi. Il Pala Mega Box non può che apprezzare infatti il lavoro davvero straordinario di Saponara. Cresciuto in maniera esponenziale durante l'arco di questa stagione anche su quel che riguarda questo tipo di lavoro qui. Il numero 65 Sutton apre a memoria da Walex che lascia lì Ramon. Il numero 84 che commette fallo sul brevilineo Walex. Sutton, Sacon, quinto per la Kame che gira con Sutton come vertice basso. Sacon torna da Sutton. Walex cerca dall'altro lato Sacon, fuori misura il pallone del numero 7. Ital Service che preferisce percorrere con più cautela il ripossesso di questo pallone. Rimessa dal fondo, già battuta per la Kame. Abbiamo visto il duello qui tra Tony Daniele e Walex, con il numero 7 che accennando alla caduta adesso è stato richiamato, come richiamato dal direttore di gara. Eccolo Walex che torna da Sutton. Dentro Sacon per Fior e via di power play per coach Rocia. Sutton. Walex. Japaviera, poi Sutton che serve Japaviera, pallone di Sacon verso il centro. Walex un attimo prima Manservigi evita che possa deviare verso la porta del numero 7. Corner già battuto e si ritorna con l'orchestra veneta. Sacon, Sutton da Walex con qualche metro davanti a sé, pallone al centro cercato da parte di Del Gaudio. Ancora Manservigi. Sutton. Japaviera torna dal compagno più basso che poi vuole Del Gaudio. Japaviera. Sutton da Japaviera che trova Sacon. Non trova la porta il numero 89, ma qui velocissima la Kame nel cambiare lato. E poi Japaviera che serve l'extra pass per il numero 89
che non trova le misure, si resta 4-1. Saponara in ritardo su Walex, calcio di punizione per la Kame Treviso, che adesso oltre al quinto fallo proseguirà ovviamente anche con il quinto uomo. Sakon va da Sutton, che torna dal numero 89. Eccolo di ritorno Sakon, trova Sutton, destro di Sakon che fa girare Manservigi, non cerca l'effetto sorpresa e passa da Galliani. Saponara anticipato estremamente bene da Sutton, poi perde però il controllo del pallone. Tony Dandel trova Saponara che mette giù Saponara con la giocata, ammonito Sutton. Giocata aerodinamica da parte di Saponara, che aggancia con il petto e poi va con il sombrero. Da vedere e da rivedere questo frangente di Saponara, che poi fa beccare il giallo a Sutton. Quarto fallo commesso da Treviso. 5:47 da giocare e calcio di punizione per Unital Service Maidoma in questa prima frazione, dopo aver dovuto fare i conti con lo scotto del gol di Sutton arrivato dopo nemmeno un minuto. Reazione importante, quella che serviva all'Ital Service. Qui intanto Japa Vieira, anticipato da Saponara, ultimo a toccare il numero 65 biancorosso. E allora rimessa con i piedi con Japa Vieira, che serve il numero 10, Walex. Torna dal croato Sakon. Sutton, pallone al centro da parte di Donin. E Tony Dandel che cerca il jackpot. Pallone raso terra che sfila lontano dalla porta sguarnita. Qui lancio, Manservigi deve uscire su Japa Vieira, poi Taurisano nel tentativo di mantenere il possesso concede rimessa alla formazione trevigiana. Sakon verso Japa Vieira, c'è Sutton, arriva Walex, poi Taurisano, Donin, Bagar e si ripassa da Sakon. Walex da Japa Vieira che trova Walex ancora una volta, il numero 7 a cercare l'appuntamento con il pallone buono. Deviazione che però non trova fortune. Adesso tentativo di uscita di Galliani che si accontenta della rimessa laterale. Galliani verso Barrichello, Saponara che non riesce a raggiungere, allora ci pensa Ramon a convergere su questo pallone e poi Manservigi. Ramon verso Donin che aveva anticipato Saponara alle sue spalle. Galliani mette in rimessa laterale. Sutton risale il campo, la Kame. Walex. Japa Vieira da Walex. Ancora il numero 12, poi Sutton da Donin, si ripassa da quel lato, il lato di destra, quello apparentemente più forzuto per la Kame, che adesso gioca con un quintetto davvero molto molto importante. Sutton, Japa Vieira da Walex che calcia direttamente verso la porta. Taurisano gli dice di no.
e fionda via questo pallone fino alla rimessa già battuta. Ancora power play. Walex da Sacon. Japa Vieira. Sacon telecomanda Sutton e poi va da Donin. Walex al centro, Barrichello. Occhio alla ripartenza del Lethal Service con Barrichello, che alla fine si fa rubare il pallone in maniera non pericolosa perché arriva fino a Manservigi. Poi rilancio troppo approssimativo da parte dell'estremo difensore del Lethal Service e possesso riconsegnato al power play adottato da coach Rocha. Donin da Sutton, poi Sacon che aveva aperto sulla parallela di destra. Donin stava già tagliando. Barrichello, rimessa battuta da Lethal Service. Ramon che chiama Galliani al dovere. Aveva cercato di verticalizzare il numero 84. Saponara ultimo a toccare e allora via di nuovo con il quinto uomo per la Kame Treviso. Walex. Sutton da Walex che ritorna dal croato. Sacon al centro. Ramon col sinistro in porta. Sutton che salva, poi sale Walex e riceve un pallone difficile da mantenere. Il numero 10 intelligentissimo, ritorna da Donin dopo essere passato da Walex. Chiusura di Ramon, ancora una volta imponente il numero 84. Sutton verso Donin che gira a rete. Manservigi però lo aspetta lì e nega l'accesso al 4-2. Donin all'indietro da Sutton. 1:52 ancora da giocare e visto il prolungato quinto uomo della Kame, andare al riposo così sarebbe importantissimo per il Lethal Service. Ancora Manservigi che evita il gol del 4-2 a Sutton, che si era ritrovato il secondo pallone dopo la deviazione. Parata difficilissima per come è sbucato questo pallone e Manservigi che dunque compie la seconda grande parata in serie. Sutton, Sacon verso lato opposto, ancora Sacon. Sutton contro Taurisano, appoggio su Del Gaudio, poi pallone al centro e questa volta va a rete la Kame. 4-2 con Japa Vieira che deve solo spingere per il gol che pone le distanze tra l'una e l'altra a 2 lunghezze. Pallone di Donin a ricevere sul secondo palo. Arriva il capitano Japa Vieira. Manservigi verso Ramon, poi Saponara che non riesce a mantenere vivo questo pallone. Allora Donin che serve Japa Vieira, anticipo di Barrichello. Galliani serve Ramon che poi cerca di svicolare via da Walex. Ha già battuto l'Lethal Service con il sinistro di Galliani che cerca di incrociare la battuta. Rimessa dal fondo per Kame che adesso ha 44 secondi per cercare di limare ulteriormente le distanze in vista di un secondo tempo che si preannuncia sfavillante già così. Vediamo se la costruisce un'iniziativa la formazione di Rocha. Sacon va da Japa Vieira. Sutton verso Walex che sterza e torna dal numero 10. Walex
lascia scorrere Sutton, già Paviera dall'altro lato, arriva puntualissimo Del Gaudio e questo è davvero da manuale del power play per la Kame che taglia il campo con il grande passaggio di Sutton, pardon, di Giapa Vieira, che vede il corridoio occupato da Del Gaudio. 4-3 per la Kame Treviso, che accorcia le distanze e dunque, abbiamo detto, aggiunge un'altra variabile non di poco conto rispetto al secondo tempo che sarà a seguito di questo lasso di tempo con il power play, che io direi è stato molto produttivo per la formazione di Rocha. Il service che è capitolata sotto i colpi di Giapa Vieira, che prima ha depositato in rete per il 4-2 e poi si è inventato un pallone straordinario per l'auto opposta occupata da Del Gaudio. Si va a riposo così al Pala Megabox. 4-3 per Rital Service. Secondo tempo tutto da vivere.
Palla al centro, è quasi tutto pronto per iniziare. Bentornati dal Pala Megabox, si riprende dal 4-3 in questa seconda frazione. Primo tempo scoppiettante sia dal primo giro di lancette qui a Pesaro, culminato con il vantaggio ospite di Sutton e proseguito poi con la spinta fino al 4-1 del Pala Megabox e dell'Ital Service, confezionata dal doppio gioiello di Barrichello, il bolide di Saponara di 4-1. Firmato Ramon. Treviso però con i frutti del power play si è rifatta pericolosamente sotto, ponendosi a -1 appena prima la segnale dell'intervallo, e dunque secondo tempo ancora molto più incerto rispetto a come sembrava potersi porre, perché i trevigiani hanno ridetto la loro. Intanto qui sinistro di Walex che culmina nel corner. Sutton che si appresta a battere, metronomo perfetto di quanto dicevamo precedentemente. Qui intanto il sinistro di Walex, alto sopra la traversa. Josip Sutton, abbiamo detto, oltre ad aver aperto le danze, poi si è messo ad orchestrare attentamente un power play che ha fruttato i 2 gol con cui Treviso si è rimessa sul 4-3. Intanto Saponara che aggancia il pallone di Barrichello e per poco non trasforma l'iniziativa in un tiro diretto verso la porta di Fior. Riflessivo l'estremo difensore della Kame, sgasata di Barrichello. Adesso rivediamo. E poi Saponara che a metà tra l'aggancio e la conclusione poi concede il pallone a Fior. Rimessa per l'Ital Service e Barrichello trova direttamente Saponara che non riesce a mantenere in campo il pallone. Poi qualche rimostranza con Zaccon, richiamato adesso Saponara. Rimessa con i piedi che va a battere proprio il numero 89 della Kame. Japaviera, Sutton va da Zaccon che cerca il pallone di ritorno verso Sutton. Sutton, Walex al centro da Japaviera che non riesce ad agganciare questo pallone in equilibrio precario. Aveva alzato i giri nella tre quarti dell'Ital Service in maniera pericolosa la Kame, con Walex che poi aveva cercato il passaggio in più dopo aver accennato ad un tiro. Intanto Japaviera che strappa questo pallone, ma in porta Manservigi, centrale, lo attende lì. Corner con Tony Landelle che sventa il pericolo residuo. Qui leggera apnea dell'Ital Service. Japaviera che strappa questo pallone, conduce e calcia con il collo pieno. Manservigi, adesso Japa sempre verso Walex che arriva a rimorchio, non trova l'angolino con la puntata. Inizio spumeggiante della Kame che naturalmente, lo stavamo dicendo anche in apertura, ha bisogno di trovare questi 3 punti per incalanarsi su un percorso di continuità, anche perché origliando agli altri campi dopo la prima frazione stiamo vedendo la Sandro Abate condurre contro la L84. Sandro Abate che è la prima squadra che potrebbe acciuffare di fatto in graduatoria questa Kame Treviso, poiché all'8° posto. Campani che però momentaneamente sarebbero a +8 dai trevigiani, visti i risultati dell'altro campo e soprattutto questo qui al Pala Megabox, perché la formazione di Rocha sta inseguendo dal 6° minuto del primo tempo.
Adesso rimessa con i piedi, Saponara che serve Barrichello. Saponara torna all'indietro da Mateusz Barrichello che cerca la verticalizzazione verso Gastaldo. Deviazione ultima da parte di Japa Vieira. Allora non va in porto questo tentativo. Adesso Barrichello lascia lì il pallone Gastaldo. Saponara fa da scudo e cerca il pallone di ritorno al compagno in maglia numero 24. Ancora rimessa per l'Ital Service. Barrichello all'indietro fino a Manservigi. Poi Tony Dandel. Arriva Barrichello. Tony Dandel con Gastaldo. Pallone di ritorno verso Gastaldo di Tony Dandel. Poi Saponara che attende movimenti e poi si appoggia da Barrichello che apre con l'esterno. Un pallone da Cineteca. Difficile realizzazione. E allora possesso per la Kame, superficialità qui da parte di Sutton. Occhio a Ramon. Ramon attende Barrichello che poi sposta il calcio col sinistro. Sutton rimedia all'errore, chiede scusa e fa rimbalzare questo tentativo dell'Ital Service. Barrichello fino a Ramon. Galliani lascia scorrere Barrichello, allora riceve Ramon che gioca con Tony Dandel, ancora Ramon. Galliani. Barrichello bene da Ramon, Tony Dandel tesse la tela l'Ital Service, poi apertura di Barrichello verso Galliani che non riesce con il controllo a seguire. Barrichello che gliel'aveva messa esattamente sul petto per permettergli di controllare questo pallone. Adesso Treviso che è già nella metacampo dei rossiniani. Sutton sposta, poi va da Del Gaudio che cerca il sinistro, pallone che si impenna, autore del gol del 4-3 Del Gaudio, qui cercato dalla giocata di Sutton. Ramon appoggia su Galliani, poi Tony Dandel e Barrichello che serve la verticalizzazione verso Galliani. Fior accenna all'uscita, tanto quanto basta per far tentennare Galliani. Allora possesso per la Kame con Sutton che riceve da Sacon. Walex. Sutton contro Galliani, sposta e calcia Sutton che ha provato a fare la misura all'incrocio lontano. Manservigi rimette in gioco per la rimessa dal fondo. Ramon cerca l'1 contro 1 con Azzoni che però sbarra la strada. Ramon un po' frettoloso, poi Tony Dandel nel traffico. Ramon vince il contrasto, calcio di punizione guadagnato da Ramon. Già battuto Barrichello, 3:40 sul cronometro del secondo tempo, sempre 4-3 per l'Ital Service. Barrichello. Elastico di Barrichello che poi non riesce però a dar continuità alla giocata sullo stretto. E allora Donin che l'ha accompagnato fino alla rimessa laterale, adesso va ad incaricarsi della battuta. Azzoni, contromovimento e controllo fino a Donin che adesso serve tra le linee di guida e poi va ad orchestrare fino a Del Gaudio, sempre Donin. Appoggio su Del Gaudio da parte di guida, poi Donin che va a liberare una situazione che sarà complicata.
di guida fino a Del Gaudio, pressione intelligente di Galliani che vince la rimessa laterale, fa salire un po' l'Ital Service. E allora Ramon gioca con Barrichello. Taurisano. Barrichello in surplus contro Del Gaudio. Che poi Barrichello in maniera piuttosto inspiegabile, recriminando per il fallo e non venendo accontentato con Stizza, mette in rimessa laterale. Allora Del Gaudio riconsegna il pallone all'Ital Service, probabilmente reo è consapevole di aver commesso fallo. Tanto Galliani che serve dall'altro lato Barrichello, il destro di Barrichello sbatte prima contro Di Guida e poi contro Donin, e comunque la sostanza è la stessa, non passa la conclusione di Barrichello. Intanto qui rivediamo 1 contro 1 di Galliani che poi apre con l'esterno per Barrichello, aggancio e poi destro fulmineo che va a sbattere contro la barriera dei calciatori biancocelesti. Qui Manservigi che libera senza badare a spese, vista la pressione incombente di un calciatore trevisano. Rimessa sulla tre quarti per la Came, arriva il destro di Guida. Barrichello che libera una volta per tutte, ma c'era stato il fischio da parte del direttore di gara con Taurisano che era arrivato in ritardo rispetto a Donin. Calcio di punizione per la Came Treviso. Con Di Guida e Del Gaudio a fare la spola nell'area di rigore. Parte il sinistro di Donin contro Taurisano che poi per un attimo accenna la rincorsa su questo pallone, poi si accontenta di andare semplicemente in marcatura. Adesso riceve da Galliani, entrata di Del Gaudio che viene sanzionata come fallosa, ammonito il numero 9 perché stoppa il contropiede dal service. Purtroppo Traui sul cartellino l'ho seguito. Terzo fallo commesso dal team di coach Rocia. 14:08 da giocare. Il service che rimane avanti di 1. Qui Taurisano che prova ad andarsene nel fazzoletto, ultimo a toccare il giocatore biancorosso. Allora rimessa con i piedi già battuta dalla squadra ospite. Galliani in pressione su Di Guida e poi pallone fino a Manservigi, direttamente spedito lì da parte di Fior. Sventa senza incorrere in pericoli superflui. Estremo difensore dell'Ital Service. Primo tempo si è reso protagonista di 2 parate molto importanti. Lo stesso Manservigi adesso lancia fino a Taurisano. Controllo del numero 19. Arriva il raddoppio di Donin in coadiuvazione con Di Guida. Poi Taurisano che nel tentativo di prolungare il tackle viene ammonito per la seconda volta e dunque finisce in anticipo il suo Ital Service Came Treviso, anche se a noi non risulti che Taurisano sia stato già sanzionato, perché nel primo tempo l'unico ad aver preso il giallo era stato Sutton per quanto riguardava la Came Treviso, ed altri ammoniti non
ce ne sono stati, infatti adesso abbiamo assistito al dietrofront del direttore di gara, ovviamente era sembrato tutto strano ed infatti Taurisano è ancora della gara. Semplice ammonizione per il numero 19, adesso si aggiunge alla lista già occupata da Sutton. Secondo fallo commesso dall'Ital Service, che sta mantenendo la base fino a questo momento. 13:35 ancora da giocare, in avanti di 1, così come si era andati a riposo la formazione di mister Barniesi. Adesso calcio di punizione battuto dalla Came. Donin riceve da Del Gaudio, anticipo secco di Ramon su Giapaviera, poi puntata di Ramon che arriva come un tuono alle spalle del numero 12, anticipo secco. Adesso ancora Ramon che orchestra fino a Tony Dandel. Nello spazio Donin, spalle alla porta, si accontenta della rimessa laterale Tony Dandel, che era stato l'ultimo a toccare. Ancora Donin. Verso Giapaviera, che aggancia Giapaviera, sterza, Giapaviera! Cerca l'incrocio e fa la grazia a Manservigi, perché se l'era preparata perfettamente questa situazione. Fuori di un soffio il destro di Giapaviera, che aveva messo giù ed orientato molto bene con il controllo prima di andare a rete. Poi pallone che si innalza e dunque si rimane sul 4-3 dal nulla praticamente. La Came, grande pallone da parte di Donin e destro dello stesso Giapaviera, che adesso va a spegnersi in rimessa laterale. E allora possesso per l'Ital Service. Manservigi, cercato Badai, Fior in qualche modo poi fa ripartire Donin. Adesso ha spazio per cercare il sinistro Manservigi, statuario, blocca questo pallone e poi lancia verso Badai. Walex, Ital Service che adesso sta perdendo qualche metro. Giapaviera che va da Sacon, il sinistro di Sacon molto molto al di là del fondo. Qui intanto rivediamo sinistro secco di Donin che sposta e calcia in 1 centimetro, parata non semplicissima da parte di Manservigi, perché quel pallone schizzava molto molto veloce. Non ho capito. Fior, serve Walex, Donin fino a Giapaviera, che poi lascia lì per il sinistro del fresco nazionale. Manservigi esternamente pone in corner questo sinistro da parte di Enrico Donin, che arriva sul rimorchio lasciato da Giapaviera. Adesso va a battere verso Sacon. Walex si coordina il numero 89 fino però alle stelle, il destro cercato da parte di Sacon. Manservigi, Saponara mette ordine fino a Barichello, che poi cercano 1 contro 1. Barichello fino in fondo, Barichello, uscita di Fior con Barichello che in extremis aveva messo la puntina su questo pallone. Uscita da parte di Fior. E allora corner per l'Ital Service. Saponara verso Tony Dandel, che serve Manservigi. Fior lascia scorrere fino
alla rimessa dal fondo, 11:45 ancora da giocare. Tutto sul filo del rasoio al Pala Megabox con la Kame che sta crescendo in pericolosità. Adesso Walex. Sakon fino a Walex. Blocco di Sakon con Barrichello che non gliene manda a dire. Allora lancio lungo da parte di Fior. Manservigi cerca Saponara in solitaria contro Sakon, si gira per dare via l'1 contro 1, ultimo a toccare. Però lo stesso Alessio Saponara, ancora prezioso nel compiere il lavoro spalle alla porta. Sakon. Walex. Verso Sutton che cerca il pertugio. Poi molto diligentemente apre fino a Sakon. Saponara pone in rimessa laterale. Walex contro Saponara. Barrichello che lo accompagna fino al centro. Ancora Walex che appoggia su Sakon. Barrichello non molla con lo sguardo il numero 7. Allora si passa verso Sutton che sterza sul sinistro. Sutton contro Gastaldo, poi fino in fondo. Gastaldo impetuoso lo accompagna fino alla rimessa dal fondo. Barrichello salta secco Giapaviera contro Walex. Pallone che è uscito, l'ultimo a toccare è stato il calciatore in forza all'Ital Service. Qui apertura di Sutton che voleva il movimento più profondo da parte di Giapaviera. Non sposa le stesse idee del compagno, il capitano in maglia numero 12. Allora possesso Ital Service che adesso gioca ancora un po' approssimativamente il suo pallone. Pallone verso Sakon che poi fa ampi cenni di aver risentito di qualche problema muscolare. Corso tantissimo Sakon, numero 89 in forza. Coach Rocha, 9 gol in campionato per lui. Adesso rivediamo il momento con il pallone di Walex fino a Sakon che fa tutto da solo e dunque infortunio di natura muscolare per il numero 89. Ora costretto ad abbandonare il campo. Sensazioni non proprio positivissime rispetto alle modalità in cui è andato giù il numero 89, che adesso esce zoppicando vistosamente. Applausi del Pala Megabox per Sakon. Adesso si rigioca con il possesso Ital Service. Barrichello protegge fino a cercare Ramon, che poi vuole di nuovo Barrichello, disperandosi perché il pallone è fuori misura di poco e la camera leggermente scoperta su quel versante. Sutton appoggia fino a Walex, poi calcio di punizione per Sutton che in maniera troppo vistosa qui porta il blocco e Ramon anche intelligentemente va a prendersi le conseguenze della grossolanità dell'avversario. Calcio di punizione per Pesaro. 9:37 ancora da giocare.
secondo tempo piuttosto stazionario, almeno per quanto riguarda il numero di occasioni create, perché non abbiamo visto né da un lato né dall'altro grandi spauracchi. Adesso Kame che va in avanti con Walex, cerca l'uno contro uno. Walex, Ramon lo rimonta e poi serve Tony Dandella, pallone di ritorno verso Ramon che cerca l'anticipo su Fior. Rimessa già battuta dalla Kame. Donin, Sutton sposta e calcia col destro. Ancora una volta Sutton che orienta verso il centro e poi calcia d'interno collo per cercare di battere Manservigi. Bella conclusione, pallone che esce. Adesso Tony Dandella che cercava di fare lo stesso ma con il pressing. Rimessa per la Kame che sta inseguendo il gol del pari. Walex serve Sutton che nasconde il pallone a Galliani e poi torna dal numero 7. Ramon che temporeggia contro Walex che sposta, poi serve Sutton, ancora Sutton, fotocopia di quanto visto prima con il pallone condotto fino al centro prima di portare i passettini al destro. Ancora una volta Manservigi che si salva senza dover incorrere comunque in deviazioni. Donin adesso risale il campo, la Kame Treviso. Japa Vieira si gira, serve Donin. Donin con la punta, Ramon che persevera e poi dà una mano a Barrichello a completare il disimpegno. Galliani fino a Ramon che poi attende. Tony Dandel prolunga con il tacco fino a Barrichello, anticipato da Donin, riparte Treviso. Walex col sinistro, ancora una volta Ramon, baluardo dell'Ital Service. Donin rimane nella tre quarti avversaria la Kame Treviso. Walex contro Tony Dandel. Sutton che lascia lì per Japa Vieira fino a Donin, non c'è il compagno vicino e allora Tony Dandel sul pallone vacante spedisce rimessa laterale. Adesso Japa Vieira col sinistro, divincolandosi da Ramon, questa volta pericolosissima l'iniziativa del numero 12 che orienta con la suolata e poi d'un soffio non pesca l'angolino lontano. Adesso time out.
time out speso dall'Ital Service, che adesso riparte con Ramon pressato da Giapaviera. 7:17 da giocare nel cronometro del signor Cocco, e Pesaro che dista soltanto un gol dalla Kame. Adesso Ramon da superiorità, sembra Barrichello, col tocco sotto Barrichello, deve uscire Fior che evita lo scorrere di questo pallone. Adesso ha già battuto il numero 24 Gagliani, arriva a calciare, ultima a toccare Walex, uscita 2 tra Ramon e Barrichello, che poi aveva imboccato la corsia preferenziale fino a Fior. Barrichello di ritorno da Ramon che vuole Gagliani, non c'è il check da parte del compagno. Possesso per la Kame Treviso con Walex che ha ricevuto la Fior. Sutton, anticipo di Ramon su Giapaviera, poi Saponara che compie il raddoppio ma poi non riesce a mantenere il possesso del pallone, può ripartire Treviso. Sutton sterza e attende Walex. Donin entra al posto di Giapaviera, carta dell'esplosività per coach Rocha che inserisce il 22. Adesso cambio a sua volta con Del Gaudio. Ramon si prende un rischio non indifferente, ma poi è uscita l'Ital Service. Saponara va in porta col destro, Gagliani contro Sutton e allora Walex. Sensazione è che fin qui si sia un po' giocato sul filo del rasoio, un po' per paura di arrivare ai minuti correnti con le carte sfalsate. Adesso siamo pronti ad entrare nella pentola pressione degli ultimi 5:50 da giocare. Calcio di punizione per intervento di Saponara su Sutton, che dunque rende pienamente fede a quanto stavamo dicendo. Sta per tornare ad essere incendiaria Ital Service Kame Treviso. Ci ho messo la mia, Fra. Sutton sul pallone che comunica assieme a Del Gaudio il da farsi. Parte Sutton che lascia lì per Del Gaudio, il sinistro di Del Gaudio, Manservigi, poi il pallone che rimane in gioco, anzi no, perché c'è stato un fischio e allora è corner per i trevigiani, anzi rimessa laterale, pardon. Siamo sempre da quelle parti. Sutton fino ad Azzoni che prova a coordinarsi in un battito di ciglia ma non riesce in questa situazione. Intanto rivediamo qui la soluzione a 2 trovata antecedentemente da Sutton e Del Gaudio, con quest'ultimo che è andato a sbattere con Manservigi. Esce fino a Saponara Ramon. Adesso Barrichello che chiama i suoi per alzare il baricentro dell'Ital Service e va in pressione su Donin. Barrichello, anticipo di Ramon su Giapaviera, poi Ramon con la bicicletta su Giapaviera, o meglio su Sutton, anche se qui francamente a noi è sembrato che ad aver commesso il fallo sia stato Giapaviera. Adesso vediamo se la regia ci viene in aiuto, perché Sutton sta parlando con il direttore di gara. Anzi no, ovviamente ha commesso fallo Sutton, c'era anche Giapaviera da quelle parti e allora la protesta è sull'entità del contatto, che però così da replay in slow motion sembra esserci stato.
E allora, come da regolamento, Sutton ha di fatto stoppato un'azione pericolosa dell'Ital Service. Ammonizione che può anche starci. Finisce dunque con 5 minuti e 35 secondi di anticipo la sfida del croato. E allora Ital Service, che adesso si ritrova in superiorità numerica, con la variabile in più del quinto fallo a sfavore dei trevigiani per quest'ultimo commesso da Sutton, pagato carissimo da parte del numero 10. Qui intanto indecisione tra Barrichello e Galliani. Walex può dare via l'1 contro 1, il sinistro di Walex, Manservigi, felino, poi può ripartire l'Ital Service. Occhio a Galliani sterza, Galliani col sinistro, dall'altro lato Fior, box to box, parata straordinaria da una parte e dall'altra. Prima quella di Manservigi su Walex e sul tentativo di Harakiri di fatto dell'Ital Service, e poi quella di Fior su questa discesa prepotentissima da parte di Galliani, che si addentra e calcia con la giusta forza. Deve distendersi molto rapidamente Fior su questo pallone. Si resta 4-3, 5-8 da giocare. E questo vis-à-vis tra interventi dei due portieri che lasciano tutto invariato alla palla Megabox. Adesso Barrichello che gioca fino a Tony Dandella. Barrichello da Galliani, che poi serve di nuovo. Barrichello va a prendersi un po' più di spazio, il destro di Barrichello. Tony Dandella poi non riesce con il giusto riflesso a mantenere vivo questo pallone, ma può accontentarsi del corner. Barrichello torna da Galliani, che sbaglia la misura del passaggio. E allora concede di nuovo lo scettro alla Kame. Pallone verso Giapaviera, uscita di Manservigi. Galliani può dare via al tentativo di ripartenza, ma poi perde questo pallone contro Giapaviera, che poi è l'ultimo a mollare, ultimo a toccare. È stato il numero 12 stesso, che ora lascia il campo per Walex. Ramon fa lo stesso rispetto a Galliani. Pallone verso Tony Dandel, che poi cerca il sinistro, non trova la porta. Questo destro-sinistro dettato con la suola. Fior ringrazia e va direttamente verso Giapaviera, che compie una giocata monstra. E poi sulla linea Barrichello deve sventare il gol del pari, dopo che Giapaviera si stava praticamente inventando dal nulla il jolly per il pareggio. Rivediamo lancio lungo di Fior e Giapaviera controlla questo pallone ritrovandoselo a seguito di una ribattuta. Fatto sta che Barrichello qui ha dovuto sostituirsi a Manservigi e ha compiuto un intervento di importanza nevralgica a favore dell'Ital Service. Caparbietà di Giapaviera, che fa breccia però con quella di Barrichello. Si resta 4-3, adesso riparte Del Gaudio che gioca con Donin, che poi serve ancora. Giapaviera sbuca alle spalle di Barrichello, poi ancora una volta Manservigi. Ramon da Saponara, Tony Dandella attende Barrichello, che non è mai una cattiva idea. Il destro di Barrichello, nemmeno deviato, e quindi semplice rimessa dal fondo. Giapaviera non riesce questa volta ad arpionare questo pallone volante. Ital Service a metà tra il dover
pressare il destro qui di Barrichello, che sposta e calcia in mezzo secondo e per poco non incrocia alle spalle di Fior. Ora rigioca con Walex, che però spreca fino a Ramon, può controllare l'Ital Service del Gaudio, si innalza fino a Barrichello. Ramon. Saponara non rende aiuto al possesso dell'Ital Service. E allora adesso, con la stessa carta con cui aveva limato le distanze allo scadere del primo tempo Treviso, il power play fungerà da baluardo per i trevigiani alla ricerca del pareggio. Donin. Serve già Pavieira, poi Donin, errore, il destro da parte di Taurisano. Walex para praticamente questo destro a giro di Taurisano, che era stato attento a ritrovarsi questo pallone. Qui Tony Dandella, che aveva provato a scambiare con Gagliani, ancora disperazione nel volto di Taurisano, che probabilmente era anche consapevole di averla messa con i giri giusti. Questa sfera prima dell'intervento provvidenziale da parte di Walex, time out chiamato dalla panchina di Rocia, che adesso va a definire i dettami del quinto uomo per rincorrere questo pari. Fine del time out chiamato da Rocia e 2:47 ancora da giocare, che promettono faville, perché adesso il service difende il quinto uomo. Occhio a Taurisano che ha una seconda chance per andare dritto verso la porta, pallone che non entra ad un soffio, quello di Taurisano. Ancora più difficile rispetto all'esecuzione precedente, intercettato da Walex, ma che stava riuscendo alla grande. Al numero 19 si salva la Came Treviso, che allora rimane impiantata nella metà campo dell'Ital Service. Donin, Japa Vieira fino a Donin, del Gaudio da Walex, pallone che viene girato da Donin. Japa Vieira di guida del Gaudio sull'auto di sinistra, di guida da Donin, che sposta e calcia con sinistro. Donin, Manservigi vede innalzarsi questo pallone al di sopra della traversa, sospiro di sollievo per Pesaro. Qui intanto rivediamo esecuzione molto molto raffinata da parte di Taurisano, quella di poco fa, pallone che non ne vuole sapere entrare davvero per un dettaglio, per una nota esterna al palo. Adesso Walex c'ha da soffrire, il palla Megabox lo sa e spinge. Di guida serve Donin. 1:35. Walex e Pesaro che deve schermare, pallone verso il centro. Walex con il destro non riesce a direzionare verso la porta di Manservigi. Già Pavieira aveva trovato un pallone a mezza altezza molto molto invitante. Walex non
direzione verso la porta, intanto Saponara che cerca il sinistro in mezza spaccata, chiusura di Donin, applausi del Pala Megabox, perché ora l'Ital Service deve fare tesoro di questo pallone e allora serve la giusta dose di fiducia da riporre nei rossiniani. Barichello col sangue freddo fino a Manservigi, rinvio lungo da parte di Manservigi, Fior, Saponara alza la pressione, Pesaro e poi Tony Dandella, 1-0-6. Doppio cambio, Gastaldo e Tauritano a fare da scudo rispetto alle avance della Came Treviso. Donin serve di guida e poi Walex, raddoppio il Tauritano e Barichello, di guida serve di nuovo il numero 7 che poi vuole Del Gaudio col sinistro, Manservigi in spaccata bassa sul raso terra secco da parte di Del Gaudio, ripone in corner questa speranza della Came che però ne ha ancora, e allora passa da Donin, Japa Vieira fino a di guida, Walex da Del Gaudio, pallone verso il centro, Donin non arriva ad appuntamento, e allora pallone che sfila fino alla rimessa laterale opposta. Rimessa Ital Service con 37 da giocare e Ramon che serve fino a Saponara che protegge un pallone di importanza superiore per come è arrivato questo aggancio. Ancora Saponara a mangiare secondi preziosissimi e poi rimessa già battuta dalla Came Treviso. 20 secondi nel cronometro del signor Cocco, arrivano le onde biancocelesti. Del Gaudio fino a Walex, Donin che sposta e calcia, Donin col sinistro, poi pallone verso il secondo palo, chiusura che non arriva sull'altro lato, e allora altro sospiro di sollievo per il Ital Service con 8 secondi da giocare. E Manservigi che lancia fino a Tauritano, aggancio di Tauritano fino a Barichello, calcio di punizione in favore della Came, troppo scorbutico in questo tentativo. Quattro secondi da giocare, ultima speranza per la formazione di Rocha. Sale Walex, sinistro di Walex, Ramon che esulta, così come tutto il Pala Megabox, così come tutta la panchina dell'Ital Service, perché Pesaro torna a vincere dopo 5 sconfitte consecutive, lo fa in maniera caparbia, intascando 3 punti fondamentali anche in vista delle prossime 2 sfide da giocarsi contro il Manfredonia al Pala Scaloria e contro Cosenza qui al Pala Megabox. L'Ital Service torna a respirare l'aria di 3 punti che rappresentano il ritrovato successo dopo il 7 febbraio scorso con caparbietà. Dunque l'Ital Service batte la Came Treviso e allunga a 19 punti in classifica, 3 punti dallo spessore importantissimo qui dal Pala Megabox. Da parte di Samuel Miani è tutto, noi ci salutiamo per i prossimi eventi del grande futsal